Fumata nera a Porto Empedocle, l'incontro tra l'amministrazione comunale, le imprese della Real Marina, le organizzazioni sindacali e gli operatori ecologici è terminata con un nulla di fatto. Sono stati i lavoratori ad alzarsi dal tavolo della concertazione, ad andarsene dopo aver appreso che nelle casse del comune non ci sono soldi e che non ce ne saranno a breve. Soldi che sarebbero dovuti a pagare alcune fatture arretrate per servizi già svolti alle ditte della Real Marina e che a loro volta avrebbero provveduto a pagare gli stipendi ai lavoratori. La conseguenza di tutto ciò è che lo sciopero continua e che la città si avvia inesorabilmente verso una nuova crisi igienico-sanitaria. La raccolta è infatti ferma ormai da venerdì scorso e gli operatori ecologici sembrano non avere alcuna intenzione di tornare in servizio. Per loro è in vigore uno stato di agitazione permanente ormai dallo scorso novembre, visto che devono ancora riscuotere gli stipendi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre 2017, la 13ª e 2 rate della 14ª. Gli operatori ecologici hanno ribadito il concetto che non ce la fanno più a vivere di promesse e di attese e che non torneranno al lavoro prima di vedersi pagati almeno una parte degli stipendi arretrati. Al momento il comune di Porto Empedocle ha un arretrato con le imprese di diversi mesi, con l'ultima fattura pagata per servizi resi relativa al mese di maggio 2017. Il primo cittadino da Carmina si appella alle difficoltà finanziarie del comune che non ha ancora superato la situazione di dissesto ereditato dalla passata amministrazione e lo fa in un avviso alla cittadinanza pubblicato sulla sua pagina Facebook personale in cui spiega, anzi scrive: le ditte hanno ricevuto da questa amministrazione nell'anno 2017 la cifra complessiva di 2.632.650,18 euro. Le fatture di 14 mensilità e 14 mensilità, secondo le assicurazioni della ditta, hanno ricevuto durante l'anno 2017 gli operatori ecologici. Ed ancora aggiunge, nell'anno 2016 questa amministrazione è stata in carica 5 mesi, alle ditte sono state pagate fatture per 5 mensilità ed anche agli operatori. Poi rincara il sindaco: se la matematica non è un'opinione, questa amministrazione in carica da 17 mesi ha pagato alle ditte fatture per 19 mesi. Ciò rende evidente che quando si parla di arretrati si fa riferimento al passato lascito ereditato dalla precedente amministrazione e conclude: attualmente il comune non è nelle condizioni materiali di pagare, quindi si chiede un po' di buonsenso. Ma le ditte, dal canto loro, non sono in grado di continuare ad anticipare stipendi. I soldi non possono di certo apparire dal nulla e gli operatori hanno già anticipato almeno 5 mesi del loro tempo senza ricevere stipendi.